Da ricostruire per la Roma Calcio 8. Ci prova subito Seferi che con un dribbling se ne va, salta anche un secondo avversario, la mette in mezzo per Succi. Bergonzini salva tutto e fa ripartire addirittura in contropiede Liotti. Oliva passa il pallone per Seferi che prova il sinistro, forse un rimpallo, è così, calcio d'angolo. Visto forse qualcosa che non va, ora la conclusione da fuori, dall'illusione del gol, ma è solo esterno della rete. Ci aveva provato Seferi. Ancora il numero 4 a gestire il pallone, si trattava di Primavera. Pallone ora sulla destra per Seferi, Succi vicino a lui, Parroni in area, Seferi va invece al tiro e trova il gran gol dalla distanza, ha segnato Klaus Seferi. Si torna in parità, 2-2. Non si intende qui con il compagno, allora Seferi, da appena rientrato il numero 16 della Roma, si ritrova con una grande occasione sul destro. Pallone che esce di poco a lato. Forse ha scheggiato anche il palo. Ancora un minuto a disposizione per le due squadre. Ora Liotti strappa un pallone, allora c'è la grande occasione per chiudere il match. Seferi questa volta pecca di altruismo. Si salva qui il Fiumicino.